Dopo un'annata difficile e faticosa, in cui il clima non ci ha fatto mancare niente, finalmente siamo arrivati nel momento più importante della nostra stagione, la vendemmia, che ci sta dando grossissime soddisfazioni. Il mondo del vino e della viticoltura non è altro che l'espressione pedoclimatica di un territorio, di un ambiente stesso. Infatti quest'anno, il 2023, è stata un'annata inizialmente molto difficile perché ha piovuto molto. Però poi, dai primi di settembre, sono arrivati i classici venti di Bora, che sono i venti da nord-est, che hanno determinato degli sbalzi termici, caratterizzando proprio le uve e fornendo alle uve stesse le caratteristiche pedoclimatiche di questo territorio. Un'annata in cui in cantina sono arrivate delle uve tutto sommato sane, quindi uve che ci hanno permesso di ottenere, per quel che riguarda i vitigni a bacca così bianca, aromatica, dei profumi interessanti, delle gradazioni tutto sommato corrette, per cui direi che nonostante questa annata difficile i presupposti sono per poter dire che è stata una buona vendemmia. Una vendemmia speciale, anche con un braccio solo, perché ho avuto un piccolo incidente. Non abbandono mai le nostre vigne e la nostra campagna, come la natura non abbandona mai noi.